Boh, mi ricordo. Non avevo più speranza di salvarmi. Ci stavano ancora i tedeschi e gli americani non ci davano pace. Bombardamento notte e giorno. Vi ricordate, signor Barone? Ce ne andammo sfollati alla vostra casa di Mondragone, quella che poi fu bombardata e distrutta. Dopo un paio di giorni che stavamo là, voi mi diceste: Pulcinella, io non posso rimanere qua. Ho il dovere di guardare e di badare a mia moglie e a mia figlia. C'è un amico che con mezzi di fortuna ci conduce a Roma a tutte e tre. Pulcinella, guardami negli occhi. E io vi guardai. Io mo non parlo al mio servo, ma al mio miglior amico. Pulcinella, tienimi d'occhio la casa. E i soldi addosso agli dicete io, nella mia valigia, mi rispondeste voi. E i gioielli, l'oro, nella valigia di mia moglie. E dopo poche ore che ve ne eravate andate, si scatenai l'inferno, si scatenai. Ogni bomba che cadeva, pure si cadeva lontana, la casa tremava. E questa musica durava 3 giorni. E siccome io mi ero chiuso dentro perché non volevo né vedere né sentire nessuno, io non sapevo più se era giorno o era notte e pensavo: che faccio? Resto o me ne scappo? Se resto qua io muoro certamente, ma la campagna mi posso salvare. Come se avessero avuto un comando tutto quanto preciso, si spalancarono tutte le finestre e si rompette nell'astra e assieme all'astra si aperte pure la porta e finalmente dopo 3 giorni vedette la luce. Ma non era giorno, era notte e io correvo. E un bagliore dei bombardamenti mi faceva luce, coppa la strada che dovevo percorrere, mi fermavo quando rimaneva oscuro e quando cadeva un'altra bomba facevo altri 100 metri. A sinistra da Mondragone, il cielo era illuminato a giorno, a destra da Capovetro era rosso come una granata, sparava pure Vesuvio, sparava, e che t'ha già fatto? Pure tu contro me. E come faccio? Pure tu mi vuoi distruggere? E io moro. E se io moro nessuno mi chiama. Se io moro nessuno mi pensa. E che resterà in me? Niente. A un certo punto mi mettete a strillare: figlio mio! Ma manai in mezzo hanno gambe di cappuccia. Una strada che è una più grossa. E mi mettete sotto la camisola. E pensai: se i figli nascono rindi e cappuccia, come diceva la signora Papa, a buon'anima la nonna mia, vuol dire che cazzo starai tu, figlio mio. E piangeva e priava e sperava. E così se ne passai tutta la nottata. Chi sei tu? I giorni appresso mi si presentarono davanti 4 soldati americani. Ma uno di questi 4 parlava cafone come parlano i cafoni della terra nostra. E dicevano: ma Mille, Tatella, sono fatto, sono ritta, sono Pulcinella, dice io. E che tiene sotto la camisola? Lo figlio mio, e fammi la bretta. Quando vedettero la cappuccia si mettettero a ridere. Ma chi se non è il figlio tuo? Chi stanno qua a voler no? Che dentro c'è sto figlio mio che ancora deve nascere. Ma se chi se nasce, che la faccia come la tieni tu, mezza bianca e mezza nera, farà ridere certamente a tutte quante. Me lo vuoi dare? Io lo porto da mammella mia in America. Da. E mi mettete una scatola di carne sotto il naso. No, bravo. Io non vedevo carne da 3 giorni. Tu, pigliati la carne e dammi la cappuccia. E poi una scatola di carne, che il soldato americano si pigliava il figlio mio, l'unico figlio nato dal periodo di sofferenza e di dolore, dalla miseria, dalla fame e dalla carestia. L'unico
figlia dell'amata e martoriata patria, Pulcinella Cetrullo. Vediamo se tiene